9 giugno 2014, Carola Arena ha appena vinto al ballottaggio, è il nuovo sindaco di Mogliano. Esattamente 4 anni dopo, il primo cittadino ufficializza la sua ricandidatura per le amministrative del prossimo anno. Dopo la richiesta dell'intera coalizione che mi ha appoggiato 4 anni fa e della giunta di un pezzo importante, questa civica, rappresentata da Lucio Carraro e Sandro Del Tedesco dal nome Il Ponte, ho accettato di ricandidarmi nel 2019 alla carica di sindaco. In questi anni ho amministrato come una madre che si prende cura della propria famiglia, ha spiegato Carola Arena. Il bilancio per lei è positivo. È una città vivace da questo punto di vista e questo è stato reso possibile sia perché abbiamo iniziato a fare degli interventi di riqualificazione importanti dei luoghi pubblici, sia perché abbiamo messo in campo una serie di progettualità, di progetti culturali di respiro. Il nostro obiettivo, spiega poi il primo cittadino di Mogliano, è dare continuità a quanto iniziato. Noi abbiamo iniziato con un processo di rinnovamento della nostra città, sia dal punto di vista dei lavori pubblici, ma anche dal punto di vista culturale, sociale ed educativo. Vogliamo andare avanti con questo progetto importante per la nostra città a favore della nostra comunità.